L'acqua non scorre, vuol dire che le pompe a monte non stanno asportando l'acqua perché è talmente tanta che loro non ce la fanno. Adesso finché quest'acqua non defluisce, noi siamo praticamente in un catino d'acqua. Non è la prima volta che via Alcide De Gasperi finisce sott'acqua, ma stavolta è andata peggio del solito, con diversi garage e scantinati allagati. Tante le istantanee dell'emergenza che arrivano da Ponte di Piave nel quadrante che va dalla piazza del municipio al sottopasso di Viale Europa. Recentemente sì, ma si serviva a salvare un po' i garage, poca acqua, ma oggi è il disastro. È già un paio d'ore che i vigili sono qua, che stanno tirando fuori l'acqua e l'acqua è ancora assestata dentro, non si riesce a sbloccarla, insomma, perciò cosa vuole? Questa è. Bisognerebbe chiedere in comune come mai. Il cortile di questo condominio è di fatto una piscina. La conta dei danni è rimandata a quando sarà possibile aprire i garage. Io ho congelatori, adesso sicuramente altre persone hanno lavatrici e altri elettrodomestici. Quindi sicuramente il danno c'è. Decine di interventi dei vigili del fuoco e dei volontari di protezione civile, in sopralluogo il sindaco Paolo Aroma. Una delle criticità maggiori in municipio, a ridosso del sottopasso ferroviario, spostata parte degli archivi, l'acqua si è insinuata anche in comune. Questa mattina ci siamo trovati con una situazione pazzesca, diciamo, nell'entrata. Possiamo andare a vedere anche dalle auto dove normalmente parcheggiamo e ci siamo trovati con la preoccupazione dei bambini che arrivavano sostanzialmente per andare a scuola e siamo riusciti a fermarli prima, a bloccare il sottopasso con la polizia locale. Una bomba d'acqua, quindi, un evento straordinario, di certo localizzato, lo definisce la prima cittadina, che avrebbe mandato parte del sistema in tilt a Ponte di Piave, così come a Salgareda e San Biagio di Callalta. Per i pompieri un lavoro incessante. Le chiamate ovviamente nei primi minuti, quelli che sono i più concitati, sono moltissime, poi pian piano col defluire della pioggia, cioè col diminuire delle piogge, rimangono i prosciugamenti. Fortunatamente interventi di soccorso urgente a persone non ce ne sono stati, abbiamo tanti prosciugamenti in atto. Spostandosi a San Biagio, allagato il sottopasso per Fagarè, con l'acqua che scorre attraverso i muri. Critica la situazione in via Calvi. Abbiamo il collettore centrale davanti ai nostri portoni della garage che arrivano le acque piovane di 5 case, di 5 bifamiliari. Però non vorrei che fosse anche tutto il discorso della tanta acqua, come si dice, tutto su una volta. Qua sono 25 garage, tutti sotto, 20 cm di acqua e chi aveva roba dentro è da buttare, speriamo meno possibile, insomma. Adesso si vedrà chi pagherà, ma come al solito nessuno.